La di Consum di Agrigento, per mezzo della sua rappresentante Ilenia Capodici, denuncia le perdite idriche. La città, come il Titanic, sta affondando, è emergenza idrica, le perdite non vengono riparate. Le istituzioni preposte latitano nel momento in cui si sta affrontando una grave emergenza idrica. È inaccettabile che le perdite di acqua, che potrebbero essere facilmente riparate, continuino a causare enormi sprechi e danni irreversibili. L'acqua è una risorsa fondamentale, ma la sua gestione è completamente fallimentare a causa della disattenzione e dell'inerzia delle istituzioni competenti. Nonostante le continue segnalazioni fatte ad AICA, al sindaco, al vice sindaco, alla presidente dell'ATI, attraverso PEC, mail e segnalazioni telefoniche, a oggi la perdita idrica segnalata su via Monsignor Ficarra nel comune di Agrigento, come vediamo dalle immagini, continua incessante e indisturbata ad agosto 2024, in concomitanza del turno dell'erogazione dell'acqua corrente, con forte rischio di crollo della strada, così come già successo in passato. Come cittadina, afferma Ilenia Capodici, siamo stanchi e molto amareggiati, manca purtroppo da tempo la cultura al rispetto da parte di questa amministrazione, assessore e consigliere eletti, per rappresentare i problemi dei cittadini. Le perdite quotidiane di centinaia di migliaia di litri d'acqua attraverso le reti idriche obsolete e mal gestite sono una vergogna, continua la Capodici, per un paese che si dice moderno. La situazione sta diventando insostenibile, eppure le istituzioni preposte, pur essendo consapevoli del problema, non stanno prendendo le misure necessarie per fermare questo spreco. Sindaco Miccichè, direttore generale di AICA Guarneri, presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica Altuca, tutti impegnati a fare altro, tutt'altro, fuorché occuparsi dell'emergenza idrica. È ora di dire basta, non possiamo più tollerare questa continua inefficienza e negligenza. L'acqua che sprechiamo oggi è quella che ci mancherà domani. Le istituzioni, conclude Ilenia Capodici, devono rispondere con urgenza e trasparenza, impegnandosi a risolvere il problema con interventi tempestivi, soluzioni concrete. Non possiamo più aspettare. È ora di riparare le perdite, di aggiornare le infrastrutture e di agire con responsabilità, perché ogni goccia conta. È il momento di agire e subito.